che roba. Signori, ecco, stiamo vedendo il lago. Guardate che roba, guardate questa strada, guardate la magnificenza di questa strada. Guardate, qua. Tra la vallata si vede il lago. Sembra di essere in un altro mondo, in un paradiso terrestre. Guarda che roba. Le case dei Guarda fortunati. le case, a dir poco, guardate le villazze dei fortunati. Villazze che dicono che costano quasi 1000 euro al metro quadro. Quasi 1000 euro qua, col cazzo. 1000 euro ogni 10 centimetri. Va che roba. Ci invece un bel scooterone qua. Si va giù dove sta e si è a Garda. Guardate che posto. Guarda che roba. Guarda che panoramica. Cioè, signori, La strada preferita del mod. questo qua non è un sogno. Va che roba. Guardate che bellezza. Dio che bello. Dio che bello. Io sto stronzo se non si muove. Va. Abbiamo un milanese che ci sta impallando la vista. Guarda che roba. Guardate. E un giorno mi prenderò la casa qua. Non so con cosa, ma un giorno me la prenderò. Quasi 1000 euro al metro si può anche fare. Sì. Sai perché dicono 1000 euro al metro quadro, poi il monolocale costa 300.000 euro. Vedete, siamo a Costermano. E qua siamo a Garda. Ma si scende ancora più giù, sempre più in basso. Va che roba. Va. Prato inglese. Va. Marzona. Questo qua è un megalone perché ci aveva fatto un... va villazze, va che roba. Qua pullula qua, a pizzeria, tac a casa. Sì, le comodità, gli svaghi ci sono. Sì, è chiarazza. È bello anche d'inverno qua, anche d'inverno è bello. Quindi comprate casa a Garda, venite a Garda, visitate il lago di Garda, perché pullula e ci sono delle bellissime occasioni. Per esempio questa casa qui penso che con 60, 65, 70.000 euro la porti a casa. E il garage. Il garage. E il resto incomoderate per 38 anni. Ecco, vedete lì al balcone c'è una persona che è disperata, che vuole regalare questo immobile e non trova nessuno, nonostante la bella piscina. Ci fermiamo a mettere un euro nella cassetta della posta di qualcuno. Sì, di qualche porto di fare il pioccioso con una bella villazza, ma certo. Il nostro euro l'aiuterà a pulire il giardino. Quel bigliettino proprio. Brutto. Ah, cari. E voilà! Siamo nel centro di Garda. Il centro del mondo. Guarda, arrivo proprio qua davanti, c'è proprio come si chiama? La pedonabile lì a... Pedonabile? Pedonabile, no? Come si dice? Pedonale. Pedonale lì a Garda. Ma che roba? Ah, spettacolo. Guardate che bello. Oh, che bello. E adesso... Eccola là l'altana del mod, quella che si intravede, rossa. È vero, quella lì rossa. Quella è casa del mod. Suonate con fiducia il campanello e apparirà il mod alla finestra. Esatto, e tiro giù un ciclo di piscio. Dicendovi naturalmente ciao stronzi. Ciao stronzi! Ciao stronzi! Che posto mod, guarda che roba. Ma che figata. Ecco, guardate qui. Voi invidiosi da tutto il mondo, venite a Garda, cazzo, se avete 2 soldi da spendere. Ma che roba. Che posto. Va barche, va yacht, va. Adesso via, siamo al Cesi che va lì. Non ci soddisfa, non è abbastanza, Garda non è abbastanza. Andiamo verso Malcesine dove ci sono i veri soldi e dove ci sono i veri VIP. E c'è la ricchezza Malcesine, tutti ricchi sono, tutti.
Anche i barboni vengono pagati a Macegni. 1200 euro al mese. Chiedono stipendio delle minchie. Per uno di Malcesine sì. Vabbè. Che razza. Ah, qua a Monte Carlo, quel postanza lì non ho niente da invidiare, anzi, i Vips da Monte Carlo vengono qua. E che razza. Guarda tutti questi scooter qua, Dio, non cazzo mezz'ora gente. Tra poco arriveremo a Punta San Vigilio, Mod, dove vive e abita Giovanni Rana e la sua famiglia. Grande Giovanni Rana, grande di nuovo. Soprattutto grosso Giovanni Rana. Grosso. Pensate che prima Giovanni Rana stava alle golosine, dopodiché accortosi insomma che è uno che sta guadagnando una manga di soldi, ha detto ma perché cavolo sta alle golosine? Zac, Punta San Vigilio. Sì, Casettina, 2 soldi. Ha avuto questa brillante idea di trasferirsi, il trasloco delle golosine gli è costato un botto, però ora pare soddisfatto di questa soluzione. Ma che roba. Ed ecco Punta San Vigilio. Ma va? Sì, ho fatto veramente bene a passare dalle golosine a qua. Che milione di volte. Tutto. Appartamenti in vendita, Mod. Fico! Pensavamo fossero finiti tutti, invece ce ne sono ancora in vendita. Occasioni su occasioni. Voglio fare il bagno, cammino. Anche io. Ma dove siamo diretti, Mod? Ah, Val di Sogno. E già il nome è tutto un programma. Certo, è veramente un sogno.